Amici di Sportissimi appassionati di futsal, ben trovati ai Campetti Emiri di Palermo per la sfida tra Futsal Emiri e Merlo Calcio a 5, gara valida per il campionato di Serie C2 Girone A. Partita molto importante perché da una parte ci sono i padroni di casa, reduci da una vittoria nell'ultimo turno in trasferta e pronti, desiderosi di tornare a vincere tra le mura amiche dopo la sconfitta immediata un paio di settimane fa contro il Città di Marsala. Dall'altra parte gli ospiti guidati da un tecnico esperto come Massimo Gallo, pronti a cercare un altro successo, attualmente terzo posto in classifica per la formazione in maglia rosso-blu. Prendiamo la disposizione in campo delle due squadre per il quintetto di partenza, con gli Emiri che si presentano con Rinicella in porta, poi Capitan Rappa insieme a Sarci, insieme a Sciacca e insieme a Umberto Pera. D'altra parte in porta il capitano Taormina, poi con il numero 7 Condori, con il numero 10 Bongiovanni, con il numero 21 Ienna, giocatore da tenere d'occhio anche lui. Fine maglia numero 30 per Marco Molinaro. Tutto pronto per l'inizio di Emiri Merlo. È stata una delle partite più interessanti nel programma di questo turno di Serie C2. Siamo pronti ovviamente a raccontarlo questi 60 minuti, ancora un attimino di attesa con il direttore di gara che sta catechizzando in particolare la panchina di mister Massimo Gallo. Intanto palleggiano gli ospiti, maglia tradizionale blu e azzurra con inserti verdi, blu anche i calzettoni, così come i calzoncini, questi ultimi anch'essi con inserti verdi per il Futsal Emiri, consueta divisa rossa e blu con pantaloncini blu e calzettoni rossi per il Merlo, che darà il primo giro al pallone di questa partita con Michelangelo Condori Diaz in possesso. Piccolo fascio di luce che per il momento impalla la visuale, come se si giocasse in paradiso quasi, ma inizia Emiri Merlo. Mettetevi comodi, amici di Sportissimi, per assistere a questa partita, con Danilo Bongiovanni a dare il giro al pallone, Ienna, Molinaro, Condori Diaz. Sole che a breve dovrebbe sparire, in teoria, visto che sono un paio di palazzi a farci da scudo. A me che vi sto raccontando la partita e anche a voi che la state vivendo da casa, comunque dai vostri dispositivi. Ricordo sul canale YouTube di Sportissimi oggi 6 gare in diretta, 5 di futsal dalla B alla D, dai raga, dai! E 1 di calcio giovanile, l'ultimo tra l'altro in ordine di tempo, quello tra Paramus e Villabate Under 17 Elite, da non perdere, così come tutte le altre partite. Intanto Bongiovanni prova a partire in contropiede, la chiusura da parte di Sciacca che poi pulisce il pallone, va da Capitan Rappa, Pera, ancora Rappa, torna dal suo numero 17 che in realtà viene preso in controtempo, dicevo, delle altre 5 gare, oltre ovviamente ad Emiri Merlo che state già vedendo. Alle 17 altri 3 incontri per la C1, Isola Calcio a 5 Athletic Club Palermo e 3M Palermo Acragas. Per la Serie D, sempre alle 17, faremo Futsal Club contro Futsal Monreale. Stai più vicino a quello. Andri, sì, va bene qua? Va bene, prego. E cambio pure, pazzo di merda che sei. Sempre alle 17 per la 17:30, scusate, per la Serie B Girone H, Mistral Carini Bovalino. Partita che potrebbe regalare nuovamente
la leadership della classifica alla squadra biancorossa. Qui intanto entriamo in cronaca, spalle alla porta Pera, Rappa per Sciacca, l'ultimo uomo. Sciacca fronteggia, va alla conclusione, ribattuta da Bongiovanni. Bongiovanni che poi subisce il contatto, c'è il primo fallo della partita fischiato contro il Futsal Emiri. Adesso Marco Molinaro a muovere il pallone con Danilo Bongiovanni. Suolata il numero 10, ex in particolare del Palermo Calcio al 5, dove ha giocato per tanti anni della sua carriera. Qui altra palla persa dal Futsal Emiri, avvio un po' contratto da entrambe le parti. Bongiovanni cerca di andare in verticale, chiude Sciacca. Bongiovanni, tra l'altro fresco di paternità, bella notizia per lui ma anche per l'ambiente del futsal palermitano, ragazzo molto apprezzato. Intanto Condori Diaz si gira, finta la conclusione, la prova adesso e la palla finisce fuori. Primo tentativo della gara firmato da Michelangelo Condori Diaz. Gira palla alla squadra di casa con Rappa e con Sarci. Sciacca in incontro e riceve. Solito giro palla per vie perimetrali in attesa dell'entrata. Entrata che arriva adesso con Sarci, bravissimo Condori Diaz a metterla in calcio d'angolo. Angolo con lo schema per Sciacca, sopra la traversa il suo tentativo. Prima un B, va al secondo, prima un B. Chiaramente un po' di temperature meno calde, siamo già praticamente alla seconda metà di ottobre, di novembre, chiedo scusa. Ienna, Molinaro la porta con la suola, evita l'intervento di Pera, ancora la giocata dell'ex Veco Palermo. Suo fratello Mario, oltre ad essere stato tra l'altro ex compagno, conclusione proprio di Molinaro sul fondo, suo fratello Mario, oltre ad essere stato compagno di Bongiovanni, ma anche di un altro elemento del Melville, ovvero sia Michael Melville, è attualmente uno dei condottieri di una delle squadre che stiamo seguendo con maggiore attenzione, ovvero sia il 3M Palermo, in testa alla classifica dopo le prime 8 giornate. Ma attenzione qui all'avanzata di Ienna, in spaccata, molto bravo Rinicella a dire di no. E questa è una palla gol importantissima per il Merlo. Bongiovanni l'esterno un po' rischioso, arriva comunque Molinaro per ancora il 10. Molinaro pressato da Pera, riesce a resistere a un contatto, forse ci sarà accumulativo alla fine dell'azione. Conclusione di Molinaro sul fondo, non c'è accumulativo, c'è comunque angolo per il Merlo, che ha iniziato meglio questi primi 5 minuti e 20 secondi di partita. Dai. Condori Diaz con l'angolo, Ienna, Molinaro sinistro, palla fuori. Cercato l'effetto sorpresa, numero 30, Sciacca, prova a correre. Poi Rappa di prima su Sarci. Rappa, Sciacca, ancora Sarci. Triangolano questi tre, poi Pera aveva trovato il varco su un buco abbastanza clamoroso di Molinaro, anzi di Bongiovanni, si era mosso male il numero 10, che qui cerca di farsi trovare, si fa trovare invece Pera. Attenzione a Condori Diaz. Bongiovanni, serie di finte, poi apre per Condori Diaz, chiusura di Rappa, poi non trova il pallone Pera, era fuori posizione anche Sciacca che cerca di recuperare, non ci riesce. Condori Diaz, Bongiovanni, bodycheck con Pera, poi pallone indietro per Molinaro, 1 contro 1 con Rappa. Bongiovanni finge di andare a bloccare, poi calcia Bongiovanni, conclusione improvvisa, poi Rinicella ha visto la porta vuota, la palla va fuori perché ha toccato la rete superiore, rete molto bassa, No, le devo mettere tipo altre 7 km rispetto alla anche a quello che vediamo in giro. Ci ha provato qui Rinicella, senza dubbio uno dei giocatori di maggior spessore a disposizione di coach Cinzia Orlando.
Vabbè, l'ha seguito. Molinaro, palla per Ienna, l'uscita di Rinicella in 2 tempi. Si fa trovare ancora pronto il numero 1 oggi con questo completo fucsia. Dai raga, dai. Pera, passaggio intercettato da Domenico Ienna, un passato a forti tinte Tocia sia con il Palermo Calcio a 5 che con il Palermo Futsal Club. Del resto il Tocia, tra le altre cose, anche il terreno di gioco delle gare interne del Merlo. Sciacca, Rapp, cambia banda, va a sinistra da Sarci. Sarci prova a puntare, pallone per Sciacca che cerca di puntare, serie di finte dell'8, poi indietro a Rappa. Rappa calcia, diventa un assist per Sarci che controlla. Sarci cerca la palla sul secondo palo, con un attimo di ritardo Pera non riesce a calciarla. Allora può andare da fondo Cesare Taormina, classe 92, portiere e capitano del Merlo. Palla sulla corsa di Ienna che prova a sfuggire, pallone messo in mezzo, deviazione di Sarci, angolo. La chiamata, Miguel! Sì, Cristian è riscaldati bene, però che sta entrando. Bene, bello caldo. L'angolo battuto sui piedi di Molinaro che prova a scambiare con Ienna, non ci riesce. Sarci costretto a metterla fuori sulla pressione di Ienna. Umbi appena poi. Cristian è bene. Molinaro, Giovanni va a puntare Sciacca. Molinaro, ancora Bongiovanni preso in controtempo. Tanto va fuori Pera. Spazio per Cristian Termini, comunque un po' in caldo nei primi 9 minuti sulla panchina. Vattene, Manu, non ti fermare. Blu e azzurra. Ecco Termini. Rappa. Pallone per Sciacca che converge, scarica su Sarci, giocata giusta nelle intenzioni, un po' meno nella misura. Spinti al posto di chi, Giorgino? Andrea Sarci. Si prepara anche Vallecchia in gol nella sfortunata partita contro il Città di Marsala. L'ultima partita in casa, tra l'altro, del Futsal Emiri in questa stagione. Sarci. Futsal Emiri che è tornato a sorridere contro il Real Sports in Coppa Sicilia di Serie C, dove, come ben sappiamo, da quest'anno intitolata in memoria di intanto palla recuperata da Ienna, poi non si intende con Condori Diaz su Olata che favorisce Andri! Condori Diaz, conclusione ribattuta. Qui intanto palla fuori sul tentativo di Bongiovanni. Dai, oh, dai! Tanto è entrato Vallecchia, anche lui come Molinaro ha una, tra virgolette, una parentela made in Sportisiri, considerando che Umberto Vallecchia, giocatore dell'Athletic Club, qui in qualche modo interviene Taormina. Occhio alla ripartenza, proprio Vallecchia col recupero del pallone, serie di finte. Termini fronte alla porta, fronteggia Bongiovanni, poi scarica su Sciacca, sterzata di Sciacca, sinistro con deviazione, la palla alzata in angolo da Taormina. Pallone indietro adesso, Vallecchia tira male Bongiovanni e poi in qualche modo salva Cesare Taormina. Molinaro con la sua lata su Sciacca, poi Condori Diaz, il triangolo che si chiude, no che non si chiude perché è bravo proprio Vallecchia. Dai! Bongiovanni al tiro, respinge in tuffo Rinicella. Conclusione improvvisa del 10 in maglia rosso-blu.
Ecco lo schema ancora per Bongiovanni, altro tiro, questa volta deviato, arriva docile dalle parti di Rinicelli, allora riparte Vallecchia che accelera, si schiera velocemente il Merlo e allora si attacca a difese schierate con Termini. Vallecchia, palla per Sciacca, rimpallo che lo favorisce su Molinaro, passa ancora Sciacca che resiste a una carica, poi la palla dentro, allontanata poi da Ienna. Direttore di gara che sembra avere qualche problema con il... Dai, velocizziamo, falli cumulativi. Arriva adesso intanto il primo fischio in favore della Futsal Emiri, fallo su Cristian Termini che ha già rimesso in gioco il pallone. Rappa, pallone in obliquo intercettato da Domenico Ienna che prova a partire, tocco per Condori Diaz preso quasi in controtempo, allora riparte Rappa, intercetta ancora Ienna, rimessa Emiri. Direttore di gara che sembra avere da ridire qualcosa ancora con la panchina del Merlo. Siamo quasi a metà della prima frazione, punteggio che non si è sbloccato, sempre 0-0. Vallecchia con la corsa, evita un avversario, la palla rimane lì dopo il tocco di Taormina. Occasione importante, ma ancora Sciacca converge esteso da Condori Diaz. Vallecchia, Rappa, pallone largo, Termini, controllo sull'angolo, tocca Molinaro, la palla va sul fondo, rimessa e anche in questo caso a mio parere un fischio cumulativo che ci poteva stare ma che non è arrivato, intanto si prepara Parisi mentre Molinaro viene pressato da Termini. Molinaro costretto a metterla fuori. La rimessa per il Futsal Emiri. Beppe, occhio a non andartene solo così. Trappa, Vallecchia. Dai, velocizziamo, John, ci teniamo sopra. Ancora Vallecchia, tocca per Termini. 1 contro 1 con Molinaro, converge Termini, cerca lo spunto, poi tocco ancora per Vallecchia che mette dentro questa palla, c'è la deviazione da parte di Noto, appena entrato in campo al posto di Ienna. Qui intanto attenzione, Termini fronteggia ancora, Termini non trova il varco, rimessa. Vai su con le destre, mano. Attenzione a Sciacca, intanto l'uscita. Mano era solo, guardalo. Rappa, siamo a metà del primo tempo. Termini, partita equilibrata come si poteva aspettare, i primi 5 minuti favorevoli al Merlo, poi si sta facendo preferire in questo spaccato di gara la squadra di casa con Sciacca che mette dentro, allontanato provvidenzialmente da Marco Molinaro. Cambia le viste anche per il Merlo con la palla dentro, intanto Vallecchia spalla alla porta, prova a girarsi, non trova varchi, allora Rappa, Termini la tiene in campo in qualche modo, poi non passa, si riparte dal corner per il Futsal Emiri. Pallone per Rappa, Sciacca, controllo e destro, ribattuto ancora Sciacca forse per primo, Condori Diaz lo anticipa e allora prova a ripartire però un 2 contro 3 per il Merlo con Molinaro che in qualche modo la tiene, gran giocata del 30, ancora Molinaro fronteggia, tocco per Bongiovanni, sterzata, serie di finte, Vallecchia lo tocca, prova a rialzarsi, poi lo scontro. Dai. Credo che il direttore di gara scodellerà il pallone, ha fermato il gioco. Se chi fa il live su mezzo scavetto Vallecchia, infilati, Giorgi. pallone poi giocato sulla sinistra, attenzione all'inserimento di Rappa che poi commette fallo su Taormina.
C'è time out chiesto da coach Massimo Gallo, 0-0 al 17. È giusto girare la così. No, dovete girare palla. Dovete? Ma se voglio puntare posso fare una volta, no? Sì, Non lo puoi fare, sì. però quando siamo Devi puntare. No, devi puntare. No, ti sta dicendo. Ti sta dicendo. Quando noi non... No, facciamo un'altra cosa. Quando abbiamo palla noi e la giriamo, non te la tenere troppo, continua a fare più movimenti. Bravo, tu al prossimo fai troppo. Questo ti sto dicendo. Va fatto. Assolutamente, dovete continuare a puntare. e se la date qua su linea, figurati che non mi seguono. Raga, Però se mi oh, non la forzate. per la capita. Non forzate la... Dai, raga, dai che arriva. Facciamo prima, poi ne facciamo Dai. Termina il minuto di sospensione chiesto da coach Massimo Gallo. L'anno scorso faceva parte dello staff del Villare, affiancato soprattutto nella parte finale della stagione il cugino Antonio Gallo nella team che ha preso parte al campionato di Serie B. Qui intanto Parisi cerca subito la giocata, poi tocco che viene letto da Noto, il quale poi mette in fallo laterale. Tanto spazio per Anna Loro, altro ex Palermo Futsal Club, Leonander, non ha trovato spazio in rosa quest'anno. E poi conclusione Mancina che termina la sua corsa a fondo campo. Trappa, palla allargata a sinistra per Termini, non riesce a saltare un in cui ottimo Noto. Trappa, pallone per Parisi, poi Vallecchia cerca di inventare, scambio che non riesce con Termini. Era giusta, Cristian! Palla per rimani a sinistra, Giorgio! Qui Parisi con l'anticipo, viene poi saltato da Molinaro, contatto falloso, punizione. Raga, 3, raga! Terzo fallo del Merlo. Anna Loro, Noto, palla per Molinaro che avanza a sinistro fendente a cercare forse la porta, forse Bongiovanni sul secondo. Fatto sta che c'è stato il salvataggio di Parisi. Anna Loro qui non riesce, poi prova a ripartire Vallecchia che accelera, Vallecchia in mezzo a due, evita il contatto con Giovanni, ancora Vallecchia che corre, Vallecchia, palla su Termini, Termini difende bene il primo palo qui Taormina, occhio alla ripartenza con Rappa, è scivolata, bravissimo Termini, il tocco, Parisi 1-0 Miri con Parisi, ma bravissimo Rappa con il recupero del pallone. E poi lo scambio con Termini e con Gaspare Parisi che fa 1-0. Rino, dietro! E Rappa che si va a prendere il meritato riposo in panchina dopo l'ottimo intervento su Anna Loro, decisivo ai fini dell'azione e poi del gol. Eccolo Anna Loro che prova subito a rifarsi, lo chiude questa volta Termini, poi Vallecchia, passa in mezzo a due, Vallecchia, gran giocata, allora riparte il futsale Miri. Ancora Vallecchia rimontato però da Anna Loro, prova a ripartire, trattenuto Vallecchia. C'è il giallo per Giorgio Vallecchia. Giorgi ti inizia a fare, Hai fatto una cosa perfetta, scarica! Te la ridà! Scaricala che te la ridà, dai! Primo ammonito della gara Vallecchia, quarto fallo commesso dalla Futsale Miri quando mancano poco meno di 9 minuti alla fine del primo tempo. Ci hai messo in superiorità Giorgi, vale, ci hai messo ora in superiorità numerica. La punizione per Bongiovanni, fischia l'arbitro
La rincorsa di Bongiovanni che prende la porta, ma prende anche Rinicella. Rimessa già battuta Molinaro. Palla a cercare Noto. Noto passa su Parisi, ancora Noto. Stavolta Parisi rientra bene. Molinaro, il controllo. Il sinistro, Rinicella in due tempi la vuole giocare subito con i piedi su Vallecchia che ha un 1 contro 1 da prendere, non lo prende. Lo ferma. È già fuori. Vallecchia. Parisi. Termini. Pallone a sinistra, Parisi prova a puntare. Parisi evita un avversario, va a calciare. Pallone fuori. Rino! Al centro, Rino! C'era Danilo! Vai tuo Danilo. Bongiovanni. Contro Ceramitaro, la palla è per Noto che salta un avversario. Noto! Difende il primo palo, Rinicella, calcio d'angolo. Ragazzi, non c'entrate per forza, controllateli! Alla Bongiovanni. Dai 6, non ho l'interno! Molinaro. Palla per Annaloro, non dà il pallone di ritorno a Molinaro, poi palla in angolo. Danilo, non aspettare. Molinaro, controllo. Esci. Annaloro, palla dentro, Parisi, poi il tocco di Ceramitaro che può avanzare. Contropiede Merlo. Ceramitaro, bravo nell'uscita, poi Vallecchia. Praterie per Rino Parisi che può avanzare. Destro! Si tuffa e respinge Taormina. Bravo Dani! C'è intanto lo schema Vallecchia ribattuto da Molinaro che prova ad uscire la palla. La spallata di Parisi considerata irregolare, quinto fallo per il Futsal Miri. Siamo al quinto, senza falli. Avanza Bongiovanni, adesso ha circa 6 minuti per cercare chissà il tiro libero. La squadra di Gallo e cambio rimessa. Arbitro, però quella è Non puoi chiamare che siamo al quinto, però arbitro. palla normalissima. Non è neanche volato, non è successo niente. Ceramitaro, palla per Parisi, poi Vallecchia completa il quintetto Cristian Termini che riceve adesso. Vallecchia prova a puntare, viene raddoppiato il 14 che si gira, cerca di ribalzare il pallone, serve Parisi, lo scambio con Ceramitaro che non si chiude, allora attenzione alla ripartenza. Noto, Termini a botte scivolata, Bongiovanni, Rinicella, bravissimo il portiere degli Emiri che provano a ripartire, Termini non arriva però. Bravo a restare in piedi fino alla fine Rinicella. Dai Gio. Bongiovanni attende il movimento, poi calcia in bocca a Rinicella che non si scompone la blu. Termini, Aiuta Dani. adesso squadre lunghe. Termini, fallo di Bongiovanni, punizione. Questo non era mai fallo, era palla normale. La punizione per gli Emiri, poco meno di 5 all'intervallo di metà gara. Occhio alla conclusione! È il gol di Termini! Il 2-0 per gli Emiri, battuta fulminea del numero 15 che dunque raddoppia. Giorgi, senza Danilo! Azionaci di rialzo! E dunque montagna da scalare adesso ripida per
Il Merlo che prova ad attaccare Parisi, chiude su Danilo Bongiovanni. La rimessa proprio del 10, Rinicella in qualche modo quasi con un bugger, poi Termini da terra, la rigioca Raga sbagliò. Tira da qua Giorgino, tira da qua. Molinaro. Vieni, vieni. Palla per Noto che prova a puntare, Vallecchia, ottimo intervento. Stringi, Cris, stringi. Cambio di nuovo. Molinaro, conclusione con la schiena Parisi. È nostra Dani. Stringi prima, stringi. Qui il recupero di Vallecchia che prova ad uscire ma sbaglia il tocco e allora C'erano due. Taormina la può giocare con calma su Marco Molinaro. Noto, Molinaro, punta. Dai Giorgino. Molinaro, conclusione, respinta ancora. Molinaro. Dai Il momento di Bongiovanni che arriva. Bongiovanni, ancora Vallecchia. Esci qui. Qui chiedono il cambio rimessa ai giocatori del Futsal Miri. Molinaro contro Termini, le finte, poi costretto a ricominciare. Vallecchia ancora cerca l'anticipo, poi chiude su Noto, ancora il 6 però in possesso. Ciara Mitaro. È nostra Dani. E time out chiesto da coach Orlando. 1,5 da giocare. E 2-0 Futsal Miri. Oh! A posto, ci siamo. Siamo soltanto attenti perché quello punta, Marco, punta e tira con sinistra, ma Marco non mi interessa. Raga, però più vicino. Siamo molto vicini, mettiamoli di più. Appena fischia fai il cambio con Giorgio, di là. Cioè raga, però su come tira, anche la deviazione è una cosa. Basta che mettiamo a sinistra. Basta che Non prendiamo gol, Almeno forti, mi raccomando. Guarda sempre il secondo palo. Riprende il gioco. Qui a vuoto Molinaro, allora attenzione a Termini che non riesce ad approfittarne. Sarà angolo per gli Emiri. Sciacca. Termini attende il movimento, Sciacca, poi c'era Mitaro, la rivolge dalla parte opposta, poi attenzione ad Annaloro che la tiene, Parisi. Ragazzi, sentiamoci. 30 secondi, ma. Prego. 30 secondi, ragazzi, vai. su. Molinaro. La palla per Bongiovanni, poi Annaloro prova a liberarsi, ancora Rino Parisi. Brava Manu! E ancora per Sciacca, gran giocata su Bongiovanni, sterza su Annaloro. C'era Mitaro. Termini, la sterzata, ancora Termini, prova a passare, viene chiuso, rimessa azzurra e quindi per la squadra di casa. C'era Mitaro, la gira Parisi, ancora per il 4. Rinicella. C'era Mitaro, prova a muovere il pallone cercando di ridurre al minimo i rischi. Il Futsal Miri poi la perde anche perché non aveva compagni liberi. Danilo Ciaramitaro. Lascia entrare! Annaloro. Molinaro. Ultimi secondi di partita, palla di Molinaro per Bongiovanni, ancora Parisi che si becca anche il 5 del suo avversario diretto. Rimessa Merlo, Noto per Molinaro. Molinaro al tiro, Rinicella blocca e prova subito a innescare Termini. Vediamo se chiude in attacco il Futsal Miri. Ancora il duello Termini e Ciara e Molinaro. Rimessa per la squadra di casa che chiude in avanti questo primo tempo.
Parisi, destro di Parisi, pallone fuori. Direttore di gara che guarda il cronometro e fischia allo scoccare esatto al 32esimo. 2-0 per il Futsal Emiri, con Termini che qui viene catechizzato dopo il gol su punizione. Squadre a riposo, noi mandiamo la nostra consueta clip dai campi targati sportisti da tra poco. Le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Pirotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Gastone, poi la conclusione da parte di Iannotti. Curato, parte forte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico. Qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, va al cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene, Gastone con le mani. A cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta minore col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui. I due centrali del Bagheria, Flamia rimane. E poi Stassi e Minnone, pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino. Ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo. Costa scavalcato, Gastone va di testa. Pallone sul fondo. Pallone in mezzo. Ferrara non esce. Stassi mette fuori. Poi la conclusione deviata. La palla di Meli Ferrara. Con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti. Deviazione. C'è corner. Credo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marsala nel primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va. Sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui. Arriva Virzi che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera. Apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone cangia di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera. Vuole averci il Bagheria, Morana per controllo. Lungo per Fiorentino, di testa. Anelli, arriva il fischio all'arbitro. Appena scuoti 4, finisce 0-0, non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in Coppa. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche il Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stato una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo, che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere. I ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire.
Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri e lo aspettiamo a braccia aperte. Però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite. Sappiamo di avere due grandi portieri e quindi una grande squadra deve avere anche due grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata. Prestazione da segnalare è quella di Jack Serio, che è tornato al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare. Sta per riprendere il gioco qui dai campetti Emiri di Palermo, secondo tempo di Futsal Emiri per lo calcio a 5, primo tempo che si è concluso con il risultato di 2-0, come potete vedere in sovraimpressione, in favore della squadra di casa. In gol prima Parisi, dopo una bella giocata spalle alla porta, un bel recupero da parte di Rappa, e poi la punizione di Christian Termini a 30 minuti a disposizione del Merlo per cercare di riaprirla. Di gara che mette il fischio e si parte, anzi si riparte con la prima palla gestita in questa ripresa dai padroni di casa, che schierano in porta sempre Renicella, poi Pera, Rappa, Sciacca e Parisi. Quindi rispetto allo starter del primo tempo c'è proprio l'autore del primo gol al posto di Sarci. E subito un fallo dopo una ventina di secondi. Con Parisi con un solo uomo in barriera per Taormina, fischia l'arbitro, Parisi calcia, smanaccia in qualche modo Taormina. C'è l'avanzata da parte di Di Maggio, appena entrato in campo, ma attenzione alla palla recuperata dagli Emiri con Vantaggio. viene preso in controtempo proprio Parisi, attenzione alla ripartenza, Bongiovanni respinge Rinicella, poi pallone allontanato. Dietro. E subito Dietro. tentativo. Michele, dietro, veloce. Ancora, Michele, continua, Michele. Qui attacco ancora Fabio, entra per però, Fabio. il Merlo con l'uno contro uno di Molinaro, scambio con Condori, Diaz e tiro, palla fuori. Quindi nel giro di una ventina di secondi già due palle gol per cercare di accorciare le distanze per la squadra di Massimo Gallo, che adesso torna a difesa schierata contro il possesso palla dei padroni di casa. Parisi, Vai, Michele. Sciacca ancora per Parisi, i due hanno combinato in occasione del gol dell'1-0 dopo l'ottimo recupero palla di Capitan Rappa. Di Maggio, Continuano, Molinaro, poi preso ancora in controtempo Di Maggio dalla giocata di Bongiovanni. Allora attenzione al tentativo di Sciacca, respinge Taormina, poi la palla rimane in campo sul salvataggio di Molinaro. Condori Diaz è raddoppiato e fermato, bravo qui Pera, poi bravo anche Di Maggio che si riprende il pallone. Condori Diaz fermato, poi Bongiovanni non riesce ad arrivare, prima di lui Parisi che la calcia lontano. Solo il 30 ospite, ovvero sia Marco Molinaro. In questo caso l'importanza di un giocatore Fabio, come fallo Pera, che tutto dà laterale, compattezza e soprattutto consente anche a Termini e agli altri di arrivare un po' più freschi alla fine. Se qua non c'è, vai là. Mentre si stanno muovendo in casa Merlo Melville e Ienna. Melville non è ancora entrato in gioco, Ienna ha preso un colpo nei primi minuti quando è sceso in campo da titolare, ricordo, e però non è più rientrato. Occhio a Sciacca dall'altra parte, Sciacca la piazza, in qualche modo quasi Rappa la toglie dallo specchio in maniera ovviamente involontaria. Di Maggio prova a passare, lo ferma Pera, rimessa rosso-blu. Marco, aiutiamo, dai! Marco, veloce! Bongiovanni
cerca in avanti, poi serie di tocchi, può avanzare Sciacca, il tocco per Pera che spinge, Pera calcia col sinistro, ha cercato l'assist per Parisi, va ancora Pera, lo scarico, Sciacca subito con la palla dentro, preso in controtempo Parisi, chance potenziale sprecata, poi Rappa ancora con l'anticipo, cerca di passare, lo ferma con Giovanni col fallo. Qui indotto, invogliato a calciare Sciacca nella situazione di prima in cui poteva sicuramente cercare la porta, ha cercato l'assist. Non potevo sparire, signore. E qui la punizione proprio per Sciacca. Dopo che Rappa ha subito il fallo, calcio di punizione, Sciacca incrocia, ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Taormina prova a prendere il pallone per giocarlo subito, trova Danilo Bongiovanni. Eccolo il 10 che tocca in avanti con Veridiaz preso in controtempo. Rimessa per gli Emiri, c'è cambio. Rimessa adesso per il Merlo con il tocco di Pera. Rimessa dentro, solo maglie blu e azzurre, tra cui quella di Parisi che decide di calciare più per liberare la zona. Molinaro, palla a Bongiovanni, punta Rappa, Rappa non si fa saltare, rimessa ancora per il Merlo, ancora Bongiovanni in possesso. Con Veridiaz, poi il body check e il fallo. Danilo, Dani. Qui confronto Gallo Bongiovanni. Fabio! Per la battuta di questa punizione. Punizione che arriva al 6° minuto. La battuta della punizione di Bongiovanni è uno schema Molinaro per il tiro di Di Maggio, poi tocca per ultimo proprio Dai! Danilo Bongiovanni. E allora rimessa Emiri con la palla scodellata, raccolta da Di Maggio che riesce in qualche modo a passare, Sciacca lo ferma, ancora con Dori Diaz che si libera, prova ad andare sul fondo, esce Rinicella e fa su il pallone e subito la mette in gioco Di Maggio però con l'anticipo, scontro con Rappa. Ex giocatore degli 89ers non è riuscito a guadagnare la punizione dopo un tentativo di recupero. Dai, su! Pera, palla per Parisi, Sciacca prova a girarsi, lo chiude Molinaro. Parisi, cambio gioco per Rappa, Rappa cambio gioco a sua volta per Sciacca che calcia, attraversa tutto lo specchio della porta. Il numero 8, qui ancora Rappa con l'ennesimo anticipo della sua partita. Michele, fai 2 passi avanti e alzare bravo, proteggi il pallo. Con Giovanni la porta solo, si incarica lui di suonare la carica in casa Merlo, poi tocco per Di Maggio, ha cercato questa palla a secondo palo per Condori Diaz, chiuso in angolo. Proprio Di Maggio a metterlo in mezzo, Pera col tocco ancora in angolo. Di Maggio, qui rischiosa questa palla per Molinaro e allora si riorganizza il Merlo. Con Giovanni male per Condori Diaz. Qua non c'è, vai là, non ti è andata, vai là. Rappa, Seguilo. tiro palla, poi Se non c'è, non ti sbaglia. sembra. Vai là. Sarci appena entrato in campo Non ti ha visto. al posto di Parisi. Rimangono per Rappa e Sciacca davanti a Rinicella. Molinaro, tocco per Condori Diaz che converge, cambia dalle parti di Bongiovanni che calcia col destro, ancora Sarci.
Molinaro. Serie di finte di Molinaro. Tocco per Condori Diaz. Di Maggio per Bongiovanni. Traccia in verticale Condori Diaz per Di Maggio. Buona questa giocata del Merlo. Di Maggio, doppia respinta, ancora Di Maggio, altra respinta e poi il flipper che salva il Futsal Emiri sul tentativo di Di Maggio, che guadagna fallo laterale. Sta provando adesso ad alzare i giri la squadra di Gallo. Molinaro si prova a liberarsi, serie di finte, sinistro, pallone fuori di pochissimo su questo tiro. Ha cercato di fare la giocata quasi da solo Marco Molinaro. Adesso a pressare con Condori Diaz. Ancora! Dietro! Emiri che vanno lunghi. Qui il voto Molinaro. Taormina non la prende con le mani, la vuole giocare subito, proprio sul 30. Calma! Bongiovanni, adesso a spazio Di Maggio, prova a prendere l'uomo contro uno con Rappa. Accelera Di Maggio che corre, altra sterzata, ma arriva Sarci e sciacca, poi non riesce a controllare. Sembra avere quasi il fiato corto la squadra di casa quando siamo quasi al tramonto dei primi 10 minuti del secondo tempo. Ne mancano ancora 20. Qui Di Maggio, bella giocata, addirittura Renicella la blocca. Rischia Rappa, alla fine libera Sarci, controllo non perfetto. Pera cerca di scavalcare Lungorini da Sarci, evita Molinaro, Sarci sul fondo, la mette in mezzo, Pera! Il 3-0 nel momento più complicato, arriva Umberto Pera con un gol importantissimo perché stava soffrendo il Futsal Emiri, ma arriva la rete del 3-0. Nel momento migliore, nel momento in cui sembrava quasi prossimo a sbloccarsi, il Merlo subisce un gol che rischia di affossare proprio la squadra rossoblù, anche se c'è ancora tanto da giocare. 19 alla fine, vedremo se ci sarà recupero, vedremo se ci sarà time out da una parte e dall'altra. Intanto Rappa ancora. Giovanni, traccia centrale per Condori Diaz, fermato da un monumentale Rappa. Vallecchia appena rientrato non accelera, momento anche della gestione per Futsal Emiri. Vallecchia, Sarci, spazio Sarci, può avanzare, tocco per Pera. Pera che è mancino, ha sparato una bordata col destro. Qui Rappa scavalca per Vallecchia, palla troppo lunga. Per prendere palla Di Maggio. Dai! Bongiovanni, serie di finte, converge ancora Bongiovanni. Palla poi a cercare Di Maggio, chiude Vallecchia. Molinaro fronte alla porta, l'ultimo uomo dentro la tre quarti del Futsal Emiri, pallone fuori sul suo tiro. Vallecchia, poi il tocco, ancora Vallecchia. Rappa che gli detta il passaggio in verticale e con calma la gioca su Sarci, ancora Vallecchia, quasi preso in controtempo. Vallecchia riesce a girarsi in velocità su Bongiovanni, poi evita Condori Diaz col tunnel, ancora Vallecchia che la tiene, il tocco per Sarci, il cucchiaio, spreca tutto Sarci. Poi l'errore, allora Termini, appena entrati in campo subito al recupero. Termini, serie di finte, tocco per Vallecchia, bravissimo Taormina, e allora vediamo se riparte il Merlo con Bongiovanni, sbaglia tutto. Ancora! Dai, su! Qui intanto ancora Di Maggio, bravissimo Rinicella. Dietro! Poi Sarci passa sul primo, passa sul secondo, subendo forse anche fallo. Termini, Vallecchia Termini!
E si è allungato il Merlo, si allunga anche la forbice tra le squadre. 4-0, prova a correre ai ripari col time out coach Gallo. Perché non abbiamo già passato uno contro uno, dai che tu non puoi stare solo, no! In stagione, oh, tutti! Ma... Ragazzi, scusate, qualcuno ha chiesto time out? Io non ho fischiato time out. E quindi giochiamo. Allora pensavo che allora me lo chiamava. Che devo fare? Fabio. Anzi, dai. Direttore di gara che sembrava aver assegnato un time out, in realtà time out non è. Intanto cambi per il Merlo. Debuttano in partita Prinzivalli e soprattutto Michael Melville. Dai, raga! Eccolo Melville, ex Palermo Calcio a 5, giocatore dotato di grande dribbling, anche se a volte risulta quasi eccessivo nelle sue giocate, però sicuramente un giocatore che quando è in forma può fare la differenza in questa categoria. Prinzivalli, Di Maggio cerca l'imbucata, chiude Sarci, poi Rappa prima di Prinzivalli che però recupera ancora Prinzivalli, Sarci, Rappa allontana però sui piedi di Di Maggio, chiuso da Termini, grande intervento, poi esce palla al piede Rinicella, Termini prova a dare ritmo, 2 contro 2, Termini, serie di finte, tocco, Vallecchia con deviazione, palla in angolo. Marco, vai a cambio, Marco. Dopo. Siamo entrati nella discesa della partita, 15:45 nel secondo tempo. Termini, tocca Melville, palla in angolo, ha cercato il gol con gli effetti speciali, l'ex tra le altre del Cus Palermo, che adesso riceve. Vallecchia, il blocco di Rappa, ancora Vallecchia che avanza, fronte alla porta, calcia con la punta, con l'ultima parte del suo piede, ha recuperato Melville. Cominciamo. Molinaro per Melville, Prinzi avanti, Prinzivalli, poi chiude Rappa, Dai. Melville, pallone a scavalcare, chiusura, Vieni. è impreciso qui Melville. Tanto torna in campo anche Ienna, quindi Buon Giovanni. è in condizioni di giocare minuti. Termini, la palla dentro, Rappa, chiuso, Carica sopra. Melville. Subito. Ok, fai la palla, dai. palla per Ienna. Dai. Ienna chiuso da Rappa, costretto a rifugiarsi indietro da Michael Melville. Suolata per Ienna, poi Di Maggio fronte alla porta, si libera lo spazio, chiude ancora molto bene Vallecchia, grande prova anche di Vallecchia fin qui. Termini, serie di finte con Prinzivalli, se la sposta verso il centro, palla per la conclusione, 2 volte Sarci, chiuso la seconda volta però, allora occhio alla ripartenza dall'altra parte Ienna, però è isolato Rappa con la spallata, gli manca solo il gol a Rappa, grande prova la sua fin qui. Fabio, poi a cambio, fa. Poi no. Che chiede No. il cambio, dice ancora 2 minuti, poi ho bisogno di uscire. I minuti ne mancano vai, 12 attacco. alla fine. Sì. Qui Di Maggio con recupero, palla su Termini, traversa, poi Ienna, la respinta, ancora Ienna, ancora Di Maggio, mette a sedere Rinicella, ma si salva ancora con il solito Rappa.
Ancora, su. Dai, raga. Qui la rimessa. Sarci prova a passare. Termini fronte alla porta, l'arrivo di Vallecchia, ma chiude Ienna. E allora Melville per un 3 contro 2 per il Merlo, squadre lunghissime. Qui Melville cerca la strada più impervia e alla fine perde palla. E allora Sarci finge di servire Termini, lo serve ora. Termini per Sarci, fronte alla porta, salva Melville. Palla in calcio d'angolo qui, adesso sta iniziando un po' a sprecare troppo la squadra di casa. Sarci con la finta, trattato anche Naccari per Termini. Sali su ancora! Principali! Dai però cazzo! Sarci. Dai! Su! Cerca di liberarsi, in mezzo a due, la tiene e alla fine regge il colpo. Oh! Un po' possiamo giocare. Poi la chiusura di Di Maggio, prova a ripartire il Merlo, pallone per Ienna, chiusura. Sì, raga! Oh! Melville calcia con la punta, passa tra le gambe di Naccari, la respinge coi piedi di Nicella. Poi Di Maggio col piattone. Vieni, Di Maggio, veloce, Di Maggio! Termini passa su Melville ancora. Termini a calciare, la deviazione sul palo di Taormina. Occasione per il 5-0 per la doppietta. Qui intanto passa Ienna. Principalli quasi incespica sulla palla, servizio dietro. Bongiovanni con deviazione. Principalli! Giocaci tu primo! Sì, stai là! Va bene. Ienna contro Termini, serie di finte, se la porta sul destro. Vai, rimani, attaccati! Trova il corridoio, non trova la porta. Attaccati! Rinicella andrà a rinviare Melville di testa, la palla rimane in campo, la tiene Principalli che la gioca su Ienna, Naccari su di lui a chiudere, allora riparte Vallecchia, secondo palo, ci sono le mani di Taormina che la gioca subito, forse con troppa foga su Bongiovanni che apre in maniera panoramica su Ienna, stop dalla parte opposta Scarica dietro! per il 21 in maglia rosso-blu. Melville, Aumenta, dai! Bongiovanni, Bravo! blocco di Melville. Cerca di passare, braccio di Termini, punizione. Comunque c'era vantaggio accumulativo. Tanto per dire. Punizione. Mettiti lei A uno 8 là. dalla fine. Una sulla barriera e uno Bongiovanni. là. Principale! Esci! Sulla barriera. C'è Ienna a disturbare. La barriera di Termini, fischia l'arbitro Bongiovanni, così complicano un po' la situazione. Ci dobbiamo svegliare. I giocatori in maglia rosso-blu alla fine ottengono un fallo laterale. Bongiovanni cerca la palla dentro, abbastanza scontata quasi, alla fine Vallecchia a buon gioco. Naccari, pallone per Ciaramitaro che non trova il servizio di ritorno. Ragazzi, in banchina dobbiamo sederci. Rimessa ai miri, alla fine c'è stato un tocco di un giocatore ospite. E allora Termini all'1 contro 1 con Melville. Vallecchia va a calciare nonostante l'opposizione. E calcio d'angolo. Naccari al volo. Svirgola il destro. Non era facile. Lui che nell'ultima gara interna, quella contro Città di Marsala, aveva rianimato il Futsal Emiri con 2 gol in rapida successione che avevano pareggiato il conto, poi però
Principali, la squadra Principali, ospite era riuscita rimani fermo là. a riportarsi in vantaggio, a vincere quella partita. Allargati, buon Giovanni, allargati. Ienna intercetta Vallecchia, per Se la palla non torna c'è, dal ti numero scarichi. 21, la scivolata di Termini, la palla rimane in campo forziamola. con Melville che la porta su con calma. Scucchiaiata su Principali, ancora Melville preso in controtempo. C'era Mitaro, cerca di liberarsi, il Michael! fischio e la rimessa per Evitiamo che ti soppia, il Merlo. evitiamo che ti fai male. Vieni qua. Michael, Santiago! Tanto altro cambio con l'ingresso di Sabando, maglia numero 8. Dobbiamo giocare a uomo, dai, giochiamo a uomo. Su. Rinicella, palla per Termini, Melville su di lui, lo chiude, rimessa Merlo, a 5 dalla fine. Don Giovanni, palla per Michael Melville, arriva Ienna, Sabando, Buon Giovanni, 1 contro 1 con Ciara Mitaro, lo si conoscono molto bene. La sterzata, il tocco per Melville, subito Ienna finta il tiro, Melville, Buon Giovanni, si gira e calcia, sporcata ancora da Ciara Mitaro, poi Rinicella va a lungo da Vallecchia, uscita di Taormina, coraggioso ma efficace. Termini, Dai, su, raga, dai. Vallecchia, Naccari si gira davanti alla porta, Naccari finta il tiro, poi passaggio un po' arretrato, controllato da Sabando. Ienna, Melville, passaggio ben chiamato a Buon Giovanni, per tocco per Sabando non è preciso. Rimani, Santiago, rimani. E rimessa che cambia padrone. Rimessa per il Merlo a 3,5 dalla fine, pallone dentro, Buon Giovanni, spalla alla porta, prova a girarsi, ancora Buon Giovanni, si allunga la maglietta di Naccari, l'arbitro lo vede, giusta chiamata qui, si è allungata in maniera innaturale la maglia di Naccari. Poi uno scontro, Termini dall'altra parte, Vallecchia, bravissimo. Si è fatto male. Taormina, si è fatto male Ienna. Da me, a posto, Domenico. Minchia, sei imbucata, venite, oh. Sabando, Melville, palla per Buon Giovanni, Buon Giovanni che allunga la falcata, chiusura Vallecchia, duello ancora con Ienna, cerca di girarsi, Ienna gli porta via il pallone, ancora Ienna, non trova compagni, si affida adesso a Sabando, sinistro con la respinta ancora spaccata di Rinicella, poi Buon Giovanni attraversa tutto lo specchio della porta il suo tentativo. A 2 dal 60°. Vallecchia prova a correre, Ienna bravo a portargliela via, poi Melville, un 2 contro 1, Melville ancora, Rinicella bravissimo, qui Naccari rischia qualcosa, squadre che si sono allungate di nuovo, rimessa per i padroni di casa. Vediamo di entrare in campo. Ora. Segui la uomo. Troppo oggi però non siete riusciti a però dai.
La giocata in uscita di Ceramitaro. Naccari si gira, rischia qualcosa, infatti la porta via Bongiovanni, steso in maniera regolare. Ceramitaro fermato, rimessa a cercare Ceramitaro, chiuso da Melville, poi Termini ancora per Ceramitaro che va dentro, palla fuori, Sabando l'ha toccata e sarà angolo. Time out a un minuto dalla fine. Va bene, 10, grazie. Prego, ci siamo capiti. Ma dai, E giallo. Togliamo i cartelli. Giallo per Bongiovanni. ma partita tranquilla. Oh, una partita tranquilla. Cioè, ammonisci, la partita tranquilla, ammonisci. Invece no, invece a parlare! Mettete giù una sul rosso. Stiamo tranquilli. Allora parlate voi, mister! Perché a così si può giocare? No, ma non per i miei compagni, non per i miei compagni, peraltro sto parlando io, parlate voi, non per i miei compagni. Non per i miei compagni, sto Se non è cagnato, non per i miei niente, compagni. si gira. Non esiste che io proteggo palla io e faccio fallo io. Non esiste, non esiste. Cioè io proteggo palla e faccio fallo. Termina il minuto di sospensione chiesto. Proteggo palla io e faccio fallo io, picciuolo. Ultimo minuto di gioco. Con Ceramitaro che andrà alla battuta. Con la conclusione alta di Parisi. Taormina, tocco per Michael Melville. Qui il recupero, palla recuperata da Testagrossa, poi il fallo nel numero 2 appena entrato in campo. Dai, oh, scaricatelo, scarica, 1-2, dai. Partita ormai prossima alla conclusione, ultimi secondi. Sabando. Ienna. Finisce qui, vince e convince in maniera netta. Futsal Emiri 4-0 sul Merlo, calcio a 5. Terminiamo qui la diretta dal